Straniscio, cazzo, guarda che roba. Tutti i dettagli al massimo, GTA 5. Un mostro. Buongiorno Italia, riprese vloggatiche schifosissime come sempre, nonostante l'evento sia abbastanza, diciamo, epico, abbia la sua importanza. Sai come riesco a coniugare le parole nonostante mi sono proprio appena alzato dal letto? Buono, ecco, appunto, ho già svelato il tutto. Questa è stata la mia prima notte nel nuovo camper. Sì, dormito qui, sì. A parte, diciamo, qualche incomprensione estetica fra me e il nuovo camper, più che altro nella parte letto, vedi? È vero che gli ho tolto le tende protettive, però insomma è un attimo da capire che cazzo fare qua, insomma. È stato bello alla faccia alla finestra magica, cioè questa è stata la finestra magica, cazzo, la serra magica, fantastico. E questa è stata la vista dalla camera da letto, sì, molto bello, straincasinato, però sì, mi sta piacendo sempre di più sto camperino, a una disposizione veramente comodissima, a parte il garage che ancora non ho. Non vedo l'ora di avere il frigo sotto il microonde, spero tanto, e l'impianto elettrico soprattutto per iniziare a lavorarci, ragazzo. Insomma, attualmente non so ancora come funziona il riscaldamento, il boiler dell'acqua calda, non ho capito cos'è quella roba del frigo. Occhio. Allora, se noi andiamo sotto qua, attento. Senti, hai sentito? C'è sta roba a sinistra che è un compressore, diciamo, no? Per il frigo, quindi il frigo diventa anche a compressore, solo che mi sembra strano perché quando accendo il frigo a gas parte anche quello, cioè va sia a gas che a compressore contemporaneamente, hai capito? Cioè non mi sembra giusto, non mi sembra corretto. Vero anche che se non accendo questo pulsantino nel pannello per abilitare il frigo non parte a gas, però se accendo questo parte il compressore, hai capito? Adesso però basta video, ragazzo, me l'ero promesso perché se no, diciamo, passami il termine, mi stresso, nel senso che ho troppe cose da fare. Video sono riuscito a farli tutti tranne quelli dei Balcani, che sono ancora tantissimi, no? Quindi preferirei finire proprio tutti i video, anche perché ho delle recensioni in mezzo da fare, no? E dopo posso tranquillamente fare tutte le cose. Farò giusto qualche video se succede qualcosa come modifica il camper nuovo, altrimenti niente, stop. Quindi adesso stop e ci si rivede. Italia, sai che ho smesso di fumare? Dopo ti racconto perché, oppure nelle prossime puntate. Adesso avevo detto ok, almeno i video che faccio i lavoretti al camperino, no? Farli vedere, ok. Allora, beh, non ho potuto fare i video mentre ero sotto perché a me prima pasta asciutta, intanto la prima volta che uso il fornelletto. Questo è il mio piano d'appoggio, ma aspetta, stavo dicendo perché, sì, continuiamo. Vedi, qua sotto ho rifatto, ho buttato, come si dice, il convertiruggine ovunque. Sì, più che altro sta parte è qua, hai capito, perché probabilmente ero andato in montagna col sale, sai, del scioglieneve, è successo un bel po' di ruggine, però vabbè, rimesso a nuovo tutto quanto e poi darò anche l'antirombo. Vedi, qui mi sono fatto la specie di camporom attaccato al bagnetto, vedi qua il camper, qua il bagnetto, sono andato avanti a pulire allora la zanzariera, quella della camera da letto. Sì, vieni dentro, no, perché sennò sembra che ho fatto solo la zanzariera, sto cazzo. Allora ho rimesso nuovo perché c'era il disastro di sporco, fidati, l'oblò qua. Ho dato una pulita alla buona, la camera da letto, nonostante ci abbia già dormito. Adesso il male per pulire dentro alle doghe, tutta quella specie di colla là da togliere, sto soffrendo un casino. E vabbè, dopo qua deciderò esteticamente cosa fare, magari delle tendine che coprono i motori, adesso vedremo. Sì, ce le aveva prima le tendine, no? Ma mi chiudevano le finestre, io volevo vedere fuori, no? Volevo la finestra magica a 180 gradi, guarda che figata, troppo figata.
Disposizione comodissima, a parte la cucina normale come tutti i camper, 0 piani d'appoggio, vabbè, il piccio qua che si alza, vabbè, ma capirai, abituato al mio, ovviamente sotto questo punto di vista si va decisamente in peggio. Vabbè, si userà la tavola della dinette, o se devo fare cose che non sporcano utilizzerò il letto, tiro giù il letto, cosa vuoi che ti dica. Il letto è altezza, cos'è? Altezza cintura più o meno, dai. Guarda, perché sto mangiando anche i cracker. Ho ricambiato le gomme, ho messo sempre delle Michelin Agilis, perché a sentir dire in giro sembrerebbe che sono quelli, diciamo, col telaio interiore migliore per i veicoli con tanto peso, hai capito? Mi interessava solo quello, altrimenti lo stesso gommista mi faceva delle gomme altre marche, ovviamente a prezzi decisamente inferiori. Qui ho pagato 640 euro tutto incluso, ma parliamo di 6 gomme, non 4, Buongiorno Italia. Oh vabbè, non far video, ma curati la finestra magica nella nuova abitazione. Che cazzo figata, è enorme, cioè praticamente hai tutto il coso, no? Come si dice, tutto il vetro davanti. È una cosa veramente bellissima. È stato strano svegliarsi stamattina così, no? Sembrava, boh, non lo so, sembrava quasi aver dormito proprio fuori, no? Mentre con l'altro ti sentivi comunque un po' più, come posso dire, un po' più a casa, un po' più riparato, no? Perché avevi comunque la parete, ti sentivi racchiuso, protetto e avevi questa bella finestrella davanti alla faccia, ok? Però qui eri veramente tutto, cioè tutto, quindi testa, piedi, tutto quanto, ha fatto un effetto strano, no? Certo, per carità, c'è stato decisamente molto meno entusiasmo col camper nuovo rispetto a quello vecchio, perché giustamente, insomma, quella volta è stata la prima volta, no? Quindi la prima notte in camper, le prime gite, eccetera, eccetera. Qua in realtà sto continuando a fare le stesse identiche cose, solo che cambia il mezzo, ma come dire, uno che continua a mangiare come sempre e cambia il frigo, no? Cioè più o meno, insomma. Che cazzo devi sentire prima mattina? Ed i miei vicini sono i Singani col camper nuovo. Cazzo, anche le zanzariere da pulire sono ultra spazze. Guarda che bel camperasso i cazzotti Singani. Attento adesso. No, ma... Singani! È partito i cani? Vedi tu? Io ho il cane da guardia là, vedi, sulla finestra. Che il controlla. Cani, verrà a domandare ancora Sky sti qua. No, cazzo, 6 euro al giorno, sono stanca senza Sky ormai.